Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Che ansia raga, che ansia, non... Quest'ultima parte del campionato veramente è ansiogena da morire. Stiamo andando incontro alla partita con il Milan e come al solito andiamo a vedere cosa ci dice il file. E sono veramente molto curioso di vedere cosa ci dice perché ovviamente andremo ad affrontare il Milan sabato alle 9 meno un quarto, un Milan che nelle ultime partite non sta facendo poi così bene, un Milan che ha palesemente problemi, un Milan che ha anche delle contestazioni interne e quindi potrebbe essere una partita non così scontata, ricordando pur sempre che il Milan è pur sempre il Milan. Stiamo parlando comunque della squadra che ha Maignan, Calabria, Leao, Pulisic, Giroud. Non è proprio l'ultima arrivata. Però questi problemi sono molto impattanti nel loro ambiente, quindi sono molto molto curioso di sentire e vedere cosa ci dice il file. Detto questo, come sempre, io vi faccio vedere il banner e poi cominciamo con il video. Ecco qua. Allora, siamo pronti? Vediamo un po'. Ta ta ta. Io questo lo sposto di qua come sempre. Ed eccoci qua. Eccoci qua sul file. Mettiamo lo schermo intero. E come al solito andiamo a mettere Italia, Milan, Cagliari. Partita che si giocherà in trasferta sabato 11 maggio alle 20:45 e ora andiamo subito a vedere cosa ci dice il file. Allora, per il primo tempo, vi ricordo sempre che questo è il primo tempo, questa parte qui, 1x2, 1, doppia chance 1x, under 0,5 under 1,5 scusate, over 0,5, previsto un gol per il Milan, per noi niente, multicasa 0-1, multi ospite 0-1, multigol primo tempo 1-2 e risultato esatto 1-0. Andiamo a vedere i grafici. Vediamo che già per il primo tempo è importante ciò che ci dicono i dati. Ecco qua. E andiamo a vedere ora il secondo tempo, che già vediamo qualcosina qui. Ecco qua. Per il secondo tempo, quindi per la partita in generale, il file ci dice sostanzialmente già una cosa prima di andare a vedere tutto. Sarà una partita abbastanza ricca di gol, perché prevede un under-over partita, over 3,5 e under 4,5, che è comunque un dato importante che a memoria non mi sembra sia comparso spesso
nei video che abbiamo fatto. Poi se qualcuno ha più memoria me lo faccia sapere se è già uscito, però che io ricordi mi sembra questa sia la prima volta. Comunque 1x2, il risultato che ci dice il file è che molto probabilmente vincerà il Milan. Stando qua ai grafici abbiamo una soglia quasi vicina al 60% di possibilità che il Milan possa vincere la partita. Doppia chance 1-2, perché come vediamo qui il rettangolino del Cagliari è del 18% e questo è del 17%. Quindi il Cagliari ha leggermente più possibilità, 65 tra l'altro per la cronaca. Ha molte più possibilità, cioè molte più possibilità. Il Cagliari ha una leggerissima possibilità in più di vincere rispetto che di passare, di finire la partita in pareggio, con tutto che comunque il Milan ha il 65% di possibilità. Under over casa l'abbiamo visto, under 4,5 over 3,5, under over casa under 3,5 over 2,5, mentre per noi è previsto un under 1,5 e over 0,5, quindi il file ci dice che il Cagliari non dovrebbe segnare più di un gol. Gol no gol, direi che sostanzialmente è gol. Multigol casa 2-3, multigol ospite 0-1, multigol partita 2-3 e risultato esatto 2-1. Poi abbiamo parziale finale 1-1, parziale finale doppia chance 1x 1-2. Io direi di andare a vedere la pagina dell'esteso. Zoomiamo ancora un pochino. Ecco, facciamo che si vede solo questa, ok, è proprio gigante. Allora, 62% di possibilità che il Milan possa concludere in vantaggio il primo tempo, il 34% di possibilità che la partita possa finire con un pareggio e il 4% di possibilità che il primo tempo possa finire a nostro favore, con rispettivamente le quote di 1,61, 2,91 e 27,40, che è una quota veramente altissima. Tra l'altro gli expected goals del Milan per il primo tempo sono molto alti perché è superiore all'1, di solito vediamo quote che si aggirano intorno allo 0 e quindi come vediamo è molto probabile in realtà che il Milan possa segnare un gol nel primo tempo perché abbiamo una probabilità del 36,70%, mentre per noi c'è una quota praticamente del 90% in realtà che non possiamo segnare nemmeno un gol, quindi abbastanza negativa i dati del gol nel primo tempo, i dati partita, però allo stesso tempo comunque c'è un 31% di possibilità che la partita possa finire con uno 0-0, con una quota 3,25, che non è poi così alta, cioè mi aspettavo che fosse molto più alta proprio in vista di questi due dati, però ci sta, ci sta. Qua abbiamo i multigol e io direi di andare a vedere anche i risultati esatti. Abbiamo la probabilità più alta è che la partita finisca 1-0 al primo tempo, con il 33% di possibilità che accada questo tipo di evento. Il secondo risultato più probabile è lo 0-0 con il 31% di possibilità, mentre il terzo risultato più attendibile è il 2-0 per il Milan con il 18% di possibilità. Proprio una cosa negativissima, veramente negativissima. Ora però andiamo a spulciarci anche i dati del secondo tempo. E abbiamo dei dati che sostanzialmente confermano quello che il file ci ha detto prima. Magari diminuiamo un po'. Ecco, magari facciamo così. Quello che il file ci ha detto per quanto riguarda anche il primo tempo. Abbiamo il 65% di possibilità che il Milan possa uscire vittorioso da questa partita con una quota 1,55, il 17% di possibilità che la partita possa finire in pareggio con una quota 5,86 e il 18% di possibilità che il Cagliari possa vincere questa partita con una quota a 5,54.
Le quote delle doppie chance invece sono 1,22 per l'1x, 1,21 per l'1-2 e 2,85 per l'x2. Quindi ci fa capire che il Cagliari è dato molto molto svantaggiato. Poi expected goals per il Milan sono 2,69, 1,40 per il Cagliari, che portano gli expected goals della partita a essere 4,10. Scusate. E la quota più alta per i gol del Milan è 2. Molto probabilmente il Milan dovrebbe segnare almeno 2 gol. Mentre per quanto riguarda il Cagliari è molto probabile, stando alle statistiche qua, che il Cagliari segni un gol, 34,52% di possibilità. Poi abbiamo una quota molto molto alta del gol, il 70,31%, quindi il file dà per certo praticamente che segneranno tutte e due le squadre, che è un dato che di solito è molto, si tiene molto sul 50 e 50, invece in questo caso ci dice al 70%, quindi è molto molto probabile il Cagliari, la partita vedrà tutte e due le squadre segnare, che è un dato importante, perché comunque se tutte e due le squadre segnano, dipende sempre dal momento di partita, però potrebbe rendere la gara più incerta. Dipende sempre quando segnano, come segnano, in che minuto. È tutta un'estrema variabile. Però questo è un dato secondo me molto molto importante. Poi come abbiamo visto prima gli under del Milan sono under 3,5 e over 2,5. Under del Cagliari under 1,5 e over 0,5 e under partita under 4,5 e over 3,5. Io adesso sono curioso di vedere con la forma 8 partite, quindi ricordiamoci 65, 17, 18. 65, 17, 18. No, ho sbagliato, vabbè. No. Con la forma 8 la situazione cambia decisamente. Noi siamo decisamente molto più svantaggiati. I nostri aspetti goals si abbassano anche quelli della partita. La percentuale del gol no goal si riequilibra un po' di più, però la solfa non cambia di tantissimo. Rimane comunque il Milan favorito, però si abbassano le nostre quote di vittoria. Prima erano di poco, dell'1% superiori a quelle del pareggio, invece in questo caso diventano dei 5 punti percentuali inferiori. E vabbè, e vabbè. Ritorniamo con la forma a 4 partite. E addirittura c'è il 2% di possibilità che la partita finisca con un under 0,5 con una quota a 60, che è allucinante. Però vedete, è altissima la quota dell'over 3,5, 58% di possibilità, una quota 1,71 e non è poco ragazzi, eh. Cioè vuol dire che è veramente plausibile questa cosa. Quindi il file ci dice che probabilmente, molto probabilmente, questa sarà una partita veramente ricca di gol. Io spero per noi, ovviamente. Comunque, andiamo a vedere i risultati. E il file ci diceva che il risultato il risultato esatto più probabile era il 2-1 per il Milan. Ed effettivamente è così, abbiamo il 2-1, però abbiamo anche il 3-1, che sono i due risultati con la probabilità più alta di uscire, entrambi con l'8% di possibilità. Però ha più probabilità il 2-1 perché vediamo comunque anche una quota più bassa, 11,81, mentre il 3-1 ha una quota di 13,15. La seconda quota più alta, a 7 non c'è niente, quindi passiamo a 6, è il 2-0 per il Milan, insieme all'1-1 e al 2-2. Come vedete anche a livello di risultati la maggior parte contiene gol da tutte e due le squadre. Mentre il terzo risultato più esatto, con il 5%, è o il 3-0
per il Milan sempre, o il 3-2 o addirittura il 4-1. Il nostro risultato esatto più probabile, stando alle percentuali, è il 2-1 per noi con il 4% di possibilità. E sinceramente sono sorpreso. Sono sorpreso dalla quantità di gol che ci sta propinando il file. Perché comunque adesso andando al volo, leviamo la modalità schermo intero. Se io vado su FotMob, così, non voglio tradurre. Se io cerco Milan, l'avevamo visti insieme, però allora è vero che questo potrebbe essere un dato discriminante che potrebbe aver alzato notevolmente il valore. Infatti se mettiamo la forma 8 partite la quantità di gol diminuisce, quindi potrebbe influire questo dato. Però vediamo che la forma partita, allora il file prende le ultime 4 partite del Milan in casa, quindi 1, 2, 3 e 4. No, 1. Scusate. Ok, 1 perché questo è Serie A. 1, 2, 3 e 4. Ok. Comunque, globalmente vediamo che dopo un marzo molto scoppiettante per il Milan, verso la metà di aprile inizia a subire non dico un crollo vertiginoso, però comunque si vede che lo stato di forma e le varie problematiche interne stanno incominciando ad influire anche sul calcio giocato. Comunque non scordiamoci che, come ci dice qua FootMob, il Milan è secondo in classifica, ha sostanzialmente un gol,9 per partita e ne concede 1,2. Noi invece abbiamo un gol e 0,6 per partita segnato e 1,71 concesso. Quindi sono numeri comunque importanti e abbastanza distanti l'uno dall'altro, perché abbiamo una squadra che segna tanto e subisce anche tanto, perché comunque 1,20 per partita non è poco. Però abbiamo comunque una squadra che non segna tanto, ma che concede tanto, che siamo noi. Quindi, eh, io mi metto a schermo intero perché è ora di dirvi quella che sarà la mia idea di partita. Io sinceramente non mi aspettavo così proprio a sensazione, perché io ovviamente quando faccio questa tipologia di video in cui vi faccio vedere la partita dal file, ho sempre una mia idea, ma è più che altro una sensazione più che idea vera e propria, e non mi immaginavo una partita piena di gol, anzi mi immaginavo una partita in cui sarebbe stato difficile sbloccarla, una partita molto molto tesa che per il Milan, cioè alla fine è abbastanza sicuro del secondo posto, credo. Vado a controllare un attimo perché ho paura di... Sì, per il momento è abbastanza sicura del secondo posto, comunque c'è la Juve alle calcagna, ma per il momento è distante 5 punti. Dovrebbe stare in una situazione relativamente tranquilla comunque il Milan, perché è sicuro della qualificazione in Champions League, il primo posto comunque non ci può arrivare. Però non lo so, mi immagino una partita molto molto tirata e non me la immaginavo ricca di gol. Probabilmente potrebbe essere così, come potrebbe non esserlo, perché io sono abbastanza sicuro che il file sia stato un po' viziato dall'ultima partita col Genoa, che ha visto 3 gol del Genoa e 3 gol del Milan, quindi comunque risultati abbastanza importanti. Io rimango della mia sensazione, penso che la vincerà chi sarà il primo a sbloccarla, ma sarà una partita molto molto più, come posso dire,
placida, molto più tesa molto più nervosa, molto più che in realtà non ci saranno poi così tante occasioni o ci potrebbero essere, ma vincerà la prima squadra che si porterà in vantaggio. Non me la immagino così ricca di gol. Faccio veramente fatica a immaginarmela così, anche perché se penso poi anche alle situazioni interne del Milan e quant'altro, sì, vedo una squadra che ha voglia di fare bene in casa, ma le mancano anche le motivazioni, perché alla fine il traguardo stagionale credo sia stato raggiunto, perché era la qualificazione in Champions League. Più di quello, sì, potrebbero cercare di onorare al meglio tutto il campionato, però alla fine, una volta raggiunto l'obiettivo, cambia poco, quindi non lo so. Non lo so, sono curioso di sapere voi che tipo di partita vi aspettate. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacione e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella.